Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il medico che stipendiava, secondo l'accusa del giudice Petrini, svela al magistrato il giro delle mazzette e le persone coinvolte. Bufera sul tribunale di Catanzaro? Resta in carcere il penalista catanzarese Giancarlo Pittelli, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott. Il GIP rigetta la richiesta di ridimensionare la misura cautelare chiesta dai legali. Matteo Salvini visita a Vibo il comando provinciale dei Carabinieri e si complimenta con gli uomini dell'Arma che hanno partecipato all'operazione Rinascita Scott. Per la regione vede un rilancio dell'agricoltura e del turismo. E di Reggio, uno dei macchinisti che hanno perso la vita nell'incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Lodi. La paura del coronavirus tiene lontano i clienti dei ristoranti cinesi. In molti hanno deciso di chiudere temporaneamente. I gestori, le materie prime utilizzate sono prodotte in Italia. Nascosto in una parete in un appartamento un arsenale scoperto dai carabinieri a Vibo, in manette una donna di 42 anni. Chef calabresi parteciperanno al campionato nazionale di cucina in programma a Rimini, la nostra gastronomia è competitiva. Conferenza stampa della società del Cosenza per presentare i nuovi acquisti e per rispondere alle polemiche di questi ultimi giorni inerenti il calcio al mercato di gennaio. Appello del presidente Guarascio, restiamo uniti. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano con le dichiarazioni dei magistrati di Salerno del medico dell'azienda sanitaria di Cosenza, oggi in pensione, arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Genesi sulla corruzione della Corte d'Appello di Catanzaro in cui è stato arrestato il giudice Marco Petrini. Le sue confessioni potrebbero portare a nuovi clamorosi sviluppi. I nostri servizi. Emilio Santoro, medico, ex dirigente dell'ASP di Cosenza, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Genesi insieme ad altre 7 persone, tra cui il giudice Marco Petrini, presidente della seconda sezione della Corte d'Appello e della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, racconta ai magistrati di Salerno il sistema corruttivo. Nelle oltre 266 pagine di interrogatorio, Santoro parla di mazzette elargite per aggiustare le sentenze. Gli importi di denaro che riceveva il giudice Petrini per influire sui processi erano variabili, racconta ai magistrati della DDA di Salerno, 500, 1000, 2000 euro, fino ad arrivare alla somma più grossa, 30.000 euro, cifra questa consegnata per aggiustare la causa di Antonio Saraco, implicato nel processo di mafia Itaca Fribotto, scaturito dall'inchiesta contro il clan di Guardavalle. Soldi, racconta sempre Santoro ai magistrati, che servivano per ammorbidire il procedimento penale. Il faccendiere, che secondo le accuse teneva unito il mondo politico e dei colletti bianchi con alcuni uffici della Corte d'Appello di Catanzaro, parla poi degli altri doni che venivano consegnati al giudice Petrini, non solo soldi ma anche derrate alimentari, e sotto le cassette, racconta sempre Santoro, era nascosto il denaro. Nell'interrogatorio il PM di Salerno chiede a Santoro se abbia mai consegnato somme di denaro anche ad altri magistrati. Faccio un po' mente locale, risponde l'ex dirigente dell'ASP di Cosenza. Nel verbale ci sono molti omissis, ma il racconto di Santoro sarebbe molto più ampio, dichiarazioni che potrebbero portare ad altri clamorosi sviluppi nell'inchiesta, svelando nuovi particolari sul sistema che imperava a Catanzaro. La collaborazione di Emilio Santoro, detto Mario, il medico che avrebbe fatto da trade union tra il giudice Marco Petrini e gli interessi di una serie di personaggi, alcuni mafiosi, per ottenere la revisione di sentenze e provvedimenti di confisca, è un fatto obiettivamente importante per le conseguenze che potrà avere. L'impressione è che Santoro sia in grado di disvelare l'esistenza di un sistema che sovrintendeva ad una serie di cose giudiziarie riguardanti il distretto di Corte d'Appello di Catanzaro. Se così dovesse essere, cioè se questo medico in servizio prima a Cirò e poi a Castrovillari dovesse descrivere come si immagina un contesto di questo genere, probabilmente molta parte della storia giudiziaria degli ultimi 15 anni dovrà essere riscritta. Occorre capire fino a dove si spingerà Santoro e quanto la Procura Antimafia di Salerno, guidata da questo magistrato Luca Masini, certamente non influenzabile, un personaggio che sta dimostrando grande autonomia e soprattutto grande coraggio, ecco quanto questa procura riuscirà a trovare riscontri alle dichiarazioni di Santoro. Per ciò che riguarda la posizione di Petrini, ripreso a contare soldi nel suo ufficio, insomma, dopo le dichiarazioni di Santoro, appare una posizione dal punto di vista dell'accusa assolutamente blindata. Una sottolineatura, Petrini non si occupava solo
di affari penali, ma presiedeva la commissione provinciale tributaria di Catanzaro. Ecco, questo deve farci pensare pure alla possibilità che tentativi di corruzione o forse azioni corruttive poi ben riuscite siano stati compiuti anche in relazione alle funzioni di giudice tributario che questo magistrato finito in manette svolgeva. E ha rinunciato al ricorso al Tribunale del riesame, sta rispondendo alle domande dei magistrati della Procura della Repubblica di Salerno Marco Petrini, appunto presidente della seconda sezione di Corte d'Appello e della Commissione tributaria, arrestato il 15 gennaio. Petrini è difeso dall'avvocato Agostino De Caro, è stato interrogato dai PM e ha fornito la sua versione sugli addebiti che gli vengono contestati riguardo presunti aggiustamenti in appello di sentenze di condanna emesse in primo grado. Rinunciato al ricorso al riesame anche l'avvocato Saraco, arrestato nell'ambito della stessa inchiesta. Saraco, secondo l'accusa, avrebbe tentato di interferire tramite il giudice Petrini nella sentenza d'appello del processo Itaca Freeboat sui lavori del porto di Badolato, in cui è implicato il padre Antonio, accusato di estorsione e condannato in primo grado a 10 anni di reclusione. Vediamo invece il ritrovamento di un arsenale scoperto dai carabinieri a Vibo. In manette è finita una donna di 42 anni. Le armi erano nascoste in una parete ed ecco i carabinieri mentre rompono il muro di questa abitazione a Piscopio, popolosa frazione di Vibo Valentia. I militari del nucleo investigativo di Vibo, nel corso di una serrata attività finalizzata proprio alla ricerca di armi, hanno scoperto il mini arsenale composto da quasi 300 munizioni tra proiettili e cartucce di vario calibro, 2 pistole calibro 7,65, 2 caricatori, un contenitore di olio lubrificante, una stina per la pulizia delle armi, 2 boccole per fucile calibro 12 e anche un giubbino antiproiettile, il tutto nascosto all'interno del muro della casa. Probabilmente si tratta di armi a disposizione delle cosche. Le indagini sono in corso. Il proprietario dell'immobile dove è stato rinvenuto l'arsenale è stato arrestato. Adesso le 2 pistole verranno sottoposte ad esami specifici per capire se sono state utilizzate o meno in azioni di fuoco. E adesso altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Inchiesta Rinascita Scott, resta in carcere il penalista catanzarese Giancarlo Pittelli. Il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha rigettato la richiesta dei legali di ridimensionare la misura cautelare. Pittelli è accusato di essere l'elemento di congiunzione tra i Mancuso, la politica e le istituzioni deviate. I carabinieri della compagnia di Locri hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illegale di stupefacenti un 28enne di San Luca già noto alle forze di polizia. Nell'auto su cui viaggiava i militari hanno trovato in una borsa di carta 4 involucri di plastica sottovuoto contenenti complessivamente 1 chilogrammo di cocaina purissima e 1 di marijuana. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 500.000 euro. I carabinieri del NAS di Catanzaro hanno effettuato una serie di ispezioni in diversi locali sul litorale del capoluogo. In uno di questi i militari hanno sorpreso il titolare di un bar che insieme a un suo dipendente stava somministrando bevande alcoliche a diversi minorenni, tra cui uno di età inferiore a 16 anni. I militari hanno denunciato all'autorità giudiziaria sia il titolare dell'attività che il suo barman. Irreperibile da quando era stato condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per detenzione di ingenti quantitativi di droga, è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano. L'uomo, 31 anni di origine marocchina, è stato portato nel carcere di Castrovillari. Si parla di nuovo di Rinascita Scott perché oggi l'ex ministro Matteo Salvini, leader della Lega, si è presentato a Vibo, è andato nella caserma dei carabinieri del comando provinciale per complimentarsi con gli uomini dell'Arma e poi naturalmente ha parlato anche di elezioni, della Calabria, della ricetta per la Calabria, dell'esigenza di una giunta tosta per la nostra regione. Un ringraziamento ai carabinieri è questo il significato che Matteo Salvini ha voluto dare alla visita al comando provinciale di Vibo Valentia, un segnale di riconoscenza per i protagonisti dell'operazione Rinascita Scott condotta a dicembre con il coordinamento della DDA di Catanzaro. Portare il ringraziamento dei calabresi e degli italiani tutti per aver ripulito questa splendida terra e quindi in una notte alle porte del Natale aver messo in carcere più di 300 delinquenti significa
il miglior ringraziamento, il miglior incoraggiamento per la gente per bene, gli imprenditori per bene, gli studenti per bene, i sindaci per bene, quindi ci tenevo a ringraziare l'Arma a nome di tutti gli italiani. Ai giornalisti che hanno chiesto cosa si deve fare ancora per contrastare la criminalità, l'ex ministro ha ribadito la necessità di aggredire i patrimoni dell''ndrangheta e combattere il voto di scambio. Poi ci sono da sequestrare patrimoni. Qua questa operazione per il momento ha portato nelle casse dello Stato 15 milioni di euro, però ci sono ristoranti, aziende, alberghi, ville, villette, macchine, macchinoni. Da ministro ho raddoppiato la potenza dell'Agenzia dei beni confiscati alle mafie, per questo mi piacerebbe che quelli che parlano di cancellazione dei decreti sicurezza li leggessero, perché i decreti sicurezza al di là del tema immigrazione hanno raddoppiato gli uomini, i mezzi, le sedi e i poteri dell'Agenzia dei beni confiscati a mafia, camorra e 'ndrangheta, perché questa gente bada solo al portafoglio e quindi bisogna sconfiggerla aggredendo il loro portafoglio. Poi la ricetta politico-economica per la Calabria e le parole chiave che hanno permesso alla Lega di affermarsi nelle elezioni regionali: lavoro, agricoltura, pesca e turismo. Poi si tratta di far partire velocemente una giunta di uomini e donne tosti con le idee chiare, noi qualche idea positiva per soprattutto il lavoro, perché i calabresi nei giri che ho fatto in Calabria mi chiedono lavoro, 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 alla sicurezza ci pensano loro. L'ho detto però quando ho incontrato i calabresi, occuparci di agricoltura, di pesca e di turismo per noi sarebbe un orgoglio, perché lo facciamo ovunque governiamo, e agricoltura, pesca e turismo per la Calabria potrebbero essere l'oro, il petrolio di questa terra, se ben gestiti e ben curati. È di Reggio Calabria uno dei macchinisti che hanno perso la vita nell'incidente ferroviario avvenuto questa mattina all'alba a Lodi. La Calabria e la sua Reggio le portava nel cuore Giuseppe Cicciù, uno dei due ferrovieri deceduti nell'incidente di questa mattina a Casal Pusterlengo in provincia di Lodi. Aveva 52 anni Giuseppe, viveva a Milano e da molti anni lavorava in ferrovia. La sua vita era al nord dove si era sposato, ma il quartiere di San Giorgio Extra a Reggio Calabria era una meta periodica perché lì vive sua madre. Questa mattina Giuseppe si era imbarcato sul Frecciarossa alla stazione centrale di Milano, destinazione Salerno. Si era messo ai comandi del treno, era un eccellente macchinista, routine per un uomo esperto come lui. La partenza in assoluta serenità, poi ad una manciata di chilometri dal capoluogo lombardo direzione sud, il disastro, l'improvviso deragliamento e la morte sul colpo. Vittima, oltre a Cicciù, Mario Di Quonzo, addetto FS. Il bilancio aggravato anche da 28 persone ferite, nessuna grave. La notizia della morte di Giuseppe è arrivata subito a Reggio Calabria, sconcerto e dolore le reazioni. Il profilo Facebook di Cicciù è stato invaso da pensieri e ricordi, tutti a raccontare la bontà di quest'uomo che era contentissimo del suo lavoro e della sua vita, uno dei tanti eroi silenziosi che rendono ancora bella questa Italia. Ristoranti cinesi vuoti, conseguenza della paura del coronavirus, aziende storiche del territorio costrette a chiudere i battenti almeno temporaneamente. Le nostre materie prime, dicono, sono sicure perché provengono dal territorio italiano. C'è preoccupazione comunque nella comunità cinese per l'andamento, per l'evoluzione della situazione. La sala è vuota, desolatamente vuota, eppure è il ristorante cinese che arrende e lavora da 30 anni, considerato modello di integrazione. Il coronavirus ha spaventato i clienti e da giorni ormai nessuno varca la soglia del locale, le conseguenze facilmente immaginabili. Purtroppo chiuderemo per qualche giorno il ristorante, licenziamento no, perché ne speriamo che questa sia solamente una situazione temporanea, per cui diciamo che hanno questo periodo di vacanza, nonostante effettivamente né noi né i nostri dipendenti hanno toccato il suolo cinese negli ultimi mesi. Ovviamente chi sta dall'esterno ha questa paura non solo nei nostri confronti, ma anche immotivatamente ha paura degli alimenti cinesi. Infatti molti discutono sull'origine di tutte le nostre materie prime, nonostante le nostre materie prime provengano da rifornitori italiani. Infatti la nostra carne è italiana, la nostra verdura è italiana, tutto quello che si può reperire in Italia noi lo facciamo. Ciò che invece non si riesce a reperire in Italia, ma solamente tramite rifornitori cinesi, ha comunque passato i controlli da parte delle autorità italiane, quindi sono
del tutto sicuri. Teresa parla dell'azienda di famiglia, lei è nata e cresciuta in Italia, si sente più italiana che cinese, non ha mai avuto problemi. Oggi studia a Milano e in questi giorni ha vissuto sulla sua pelle quel brivido finora sconosciuto che è la paura, la discriminazione. Ieri ho preso un aereo nazionale da Milano Malpensa qui alla Lamezia, fino alla Lamezia, e nel bus, nel tragitto tra la stazione di Milano Centrale a Milano Malpensa, il posto di fianco a me è stato l'ultimo a riempirsi. Infatti, con tutte le persone che mi mandavano un pochino di occhiatacce, chi controllava prima chi c'era seduto, appena vedevano che ero io, una ragazza quindi cinese, andavano avanti. Sul coronavirus le tante fake news generano un altro virus più difficile da combattere, quel pregiudizio che non risparmia neanche i bambini. Nei gruppi classe dei genitori di bambini che frequentano le elementari, alcuni genitori abbiano richiesto a un bambino cinese di non venire più a scuola solamente perché aveva la febbre. Chef calabresi al campionato nazionale di cucina in programma a Rimini, la nostra gastronomia, dicono, è competitiva. Gli chef calabresi pronti per Rimini, dove dal 15 al 18 febbraio prossimi si svolgeranno i campionati della cucina italiana. In vista della competizione, il team Calabria si è ritrovato all'Istituto Alberghiero Mancini Tommasi di Cosenza, dove ha preparato il menù ancora top secret con il quale parteciperà ai campionati nazionali. È una grande prova di professionalità, di tecnica, che vede portare soprattutto poi in tavola le eccellenze enogastronomiche calabrese. È una sfida che abbiamo lanciato con il team Calabria per una migliore valorizzazione della risorsa umana e del prodotto enogastronomico calabrese. Nel corso di un incontro con i giornalisti sono stati presentati i cuochi che fanno parte del team. L'iniziativa è stata anche occasione per presentare le attività dell'Unione Regionale Cuochi Calabria per il 2020. Diverse le iniziative in programma che vedranno impegnati i cuochi della federazione, a partire dalla giornata formativa di cucina tenuta dal componente della Nazionale Italiana Cuochi Gianluca Tommasi, dove parteciperanno circa 250 cuochi provenienti da tutte le province calabresi. Nell'evento coinvolte anche gli allievi dell'Istituto Mancini di Cosenza, ma sono diverse le attività in programma. Questa unione sta lavorando ad un progetto di prima nazionale con le lady chef, quindi al femminile, coinvolgendo 2 regioni italiane, la Calabria e la Sardegna, che verrà protagoniste le lady chef di queste 2 regioni a fine mese in 2 note località turistiche calabresi per un gemellaggio confronto sulle realtà enogastronomiche e su quelle che è la cultura del territorio del Mediterraneo. Adesso lo sport, il calcio, con il Cosenza che presenta i suoi acquisti invernali. 3 su 4 si sono già mostrati nel miglior modo possibile in campo, con una prestazione seppur non bagnata dal successo a Pescara, e poi lancia il Cosenza un messaggio di unità, un appello all'ambiente, alla compattezza per salvare la stagione. Alcuni di loro si sono messi in mostra nella gara giocata lunedì all'Adriatico di Pescara, ma oggi per loro è il giorno della presentazione ufficiale. Prezioso, Asensio, Casasola e Baluli sono gli innesti arrivati nel cosiddetto mercato di riparazione. L'obiettivo per tutti è portare il Cosenza verso la salvezza. Io vedo una squadra molto unita, una squadra forte, perché io sono rimasto stupito perché la squadra c'è e quindi sono molto fiducioso in questa squadra. In questo momento abbiamo bisogno di punti, ma sono fiducioso che questa squadra riuscirà a venire fuori, perché c'ha le qualità, c'è un allenatore che ci aiuta tantissimo, e quindi tutti uniti penso che ce la possiamo fare. Dobbiamo impegnarci, ma siamo sulla strada giusta. Io sono fiducioso e già stiamo pensando alla prossima partita. Per giocare con la squadra. Poi il presidente Guarascio, il tecnico Braia e il DS Trinchera hanno risposto alle domande dei cronisti sul mercato, sul gruppo, ma soprattutto si è discusso del momento negativo che attraversa la squadra rossoblù, reduce da 4 sconfitte consecutive. Confido che veramente si cambia passo e che tutti insieme possiamo sicuramente, rimanendo, insomma, stando vicino alla squadra, possiamo veramente raggiungere quell'obiettivo che non è impossibile,
Guardate, mancano 16 partite, saranno 16 finali. Io dico basta che ne centriamo 8 e qualche pareggio, cioè alla fine noi possiamo uscire da questa situazione. Io ho sempre detto che noi saremmo intervenuti durante la sessione di mercato per migliorare l'organico e qualora ovviamente si fossero presentate delle opportunità le avremmo colte al volo, perché qui con tutta onestà il Presidente non ci ha mai dato segnali diversi, ha avuto sempre la disponibilità di poter correggere il tiro e fare del nostro meglio. Abbiamo preso 4 giovani e abbiamo mandato via dei ragazzi che avevano giocato poco. Avevamo la necessità di mettere a centrocampo un ragazzo che avesse dinamicità, che avesse delle motivazioni importanti, un giocatore completo come lo è Prezioso, anche se molti magari inizialmente pensavano che fosse uno dei tanti da presi dalla C e che magari la Serie B li stesse anche abbastanza larga. Invece più volte il mister a me ha detto che era il giocatore che mancava. Braia non è in discussione, ora serve il supporto di tutti per superare l'ostacolo Benevento, domenica protagonista al San Vito Gigi Marulla. Se si deve andare a prendere giocatori che sono stati a casa, svincolati, che non si sono allenati, come ho letto in alcuni casi, noi che ce ne facciamo? Prima che siamo pronti è finito il campionato. Quelli che ha cercato Stefano, c'era delle difficoltà oggettive, sono arrivati ragazzi che hanno entusiasmo, che hanno voglia di darci una mano, che poi sono quelli che a Cosenza hanno sempre dato di più dei nomi. Io di quello che è arrivato adesso sono contento. Da un'altra parte a quest'ora ero a casa, parliamoci chiaro, almeno così 4 partite perse ti mandano a casa. No, è la verità, è inutile che ci nascondiamo. Se qui ci hanno fiducia bisogna fare tutti qualcosa in più, a iniziare dal sottoscritto. Questo era Piero Braglia che ha chiuso questo servizio sul Cosenza Calcio di Anna Franchino e adesso apriamo la nostra finestra su Sanremo, sul Festival della Canzone Italiana. È in collegamento con noi Giuseppe Greco. Buonasera Giuseppe, quali sono le novità? Cosa ci puoi raccontare questa sera? Buonasera Gianluca, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta dal Palafiori di Sanremo. Che dire Gianluca, il festival ormai si annuncia su tutti i giornali come tu ben sai, noi andiamo invece alla ricerca sempre di qualcosa di diverso e mi trovo in questo momento alla photocall dove tutti i personaggi che passano dalla casa lasciano una firma. Mi sono permesso di fermare un ospite, più che un ospite è un cantante, lui è Geolier, il nome d'arte Geolier, buonasera Geolier, come stai? Buonasera a tutti, benissimo, benissimo. Ma in realtà Gianluca Geolier, il suo vero nome è Emanuele. Sì. Primo disco esordio con quasi più di 90 milioni di streaming, quindi quasi disco d'oro, e l'ho fermato per parlare un attimo con lui. Come mai qui a Sanremo? Perché la tua venuta qui? Perché non... No, siamo un po' in giro, però è tutto top secret, non posso spoilerare nulla. C'è qualcosa sicuramente che bolle in pentola. Senti, ma come nasce la tua passione per il rap? No, tipo a Napoli nei ghetti, nei rioni si portava moltissimo l'hip hop, quindi partendo dal writing e poi sono passato a fare il rapper. Senti, come ti sei accorto di saperlo fare questo rap? Questa cosa non la puoi insegnare a nessuno, lo sai fare e basta. Se lo sai fare lo dice la gente quando ti ascolta, capito? Mi piace questa cosa, frate, questo è con il linguaggio dei rapper. Ci senti anche a te un rapper? Beh, grazie, ci provo, ma forse io non mi ci sento come ci senti. Devi fare un po' il... Bene, senti, ti aspettavi tutto questo successo? No, sicuramente non me l'aspettavo, però ho lavorato per questo. Amici che ci state seguendo da casa, andate a visitare questa pagina Geolier e poi ne riparliamo. Intanto Gianluca mi sono permesso di fermarlo e se tu sei d'accordo gli faccio fare anche un pezzo così in diretta sulla Calabria. Vai. Ok, Geolier quando viene a Sanremo non ci credi,
io vo Mara Calabria, bro, ma ci va a Miami, ci fanno che si cassa, so veloce e non mi viro, già lei è forte a fuori e per, come un peperoncino. Bellissimo l'applauso qua di tutti, grazie Geolier. Gang. Ciao a tutti. Lo lasciamo andare Gianluca perché è impegnato con tanti appuntamenti e abbiamo fatto di tutto per trattenerlo. Se ci sono altre domande dallo studio vado avanti, altrimenti grazie Giuseppe, chiudiamo qui il collegamento. Il TG in stile rap lanciando il meteo come il tuo ospite. Ti saluto e ci vediamo domani naturalmente. E adesso appunto il meteo con gli esperti meteo in Calabria. La perturbazione alimentata da aria artica si sta allontanando dalla nostra penisola in direzione Turchia, convogliando sulla nostra regione aria ancora più fredda ma secca da nord-nord-est, di tipo continentale, che quindi apporterà nella giornata di giovedì il clou di questa ondata di freddo. Da venerdì, sempre in un contesto di tempo stabile, le temperature inizieranno a risalire durante le ore diurne. Domani sereno al più poco nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte sulla Calabria centro-settentrionale, temperature minime in ulteriore calo con gelate nelle zone interne, massime invece in lieve aumento ma sempre leggermente sotto le medie del periodo. Andiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti da nord-nord-ovest moderati ovunque, mare Ionio-Crotonese e basso Tirreno molto mossi, con moto ondoso in diminuzione. Gli altri mari saranno mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.